Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandante Veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora ragazzi, mancano 3 gare, abbiamo 17 punti di vantaggio su Jorge e Lorenzo. Una grande chance di vincere il terzo mondiale consecutivo in MotoGP e poi andare in Moto3 a dominare quel malesiano di merda. Vai ragazzi, Gran Premio di Filippo Isola, come sempre male in qualifica, questa è una gara sfavorevole, ma dobbiamo fare il risultato ragazzi, perché Lorenzo è primo. Lorenzone è primo e può guadagnare tanti punti. In questo momento Lorenzo è primo in classifica, se non porto a casa punti Lorenzo vince e va in vantaggio nella classifica MotoGP. Dai Comendone, bisogna proprio di una gara perfetta, la gara della vita. Perché se limitiamo bene i danni qua, poi a Motegi vinciamo e poi a Valencia si gode. Bravo Comendone, dai, prendi posizione adesso, grandissimo, grandissimo. Occhio, escargo, Aperol Spritz, Nicolino Heidi. Occhio, sta attento, come da non rischiarla troppo. Siamo già al settimo posto, bravo Kume. Bravo Kume. Lorenzo è ancora primo purtroppo, Lorenzo vince sta gara, Quindi dobbiamo limitare i danni il più possibile. Per stare davanti a Lorenzo dobbiamo vincere, quindi la vedo un po' dura. Non ho mai vinto a Filippo Isola in MotoGP. Bravo, comandissimo. Questa curva non la sopporto. È la curva odiosa, eccola qua che ho rischiato ancora, niente da fare. Io perdo sta gara per sta curva, cioè pazzesco. Che in altre curve non vado male. Bellissimo esternazzo, ma Brad Pitt recupera. Ma adesso devo prendere la scia di Brad. Vai, ciao Pitt, ciao Pitt. Molto bene, sesto posto, ma chiaramente non basta per tenere Lorenzo, essere tranquilli da Lorenzo. Scusate ragazzi, mi sto concentrando al massimo. Dai Pitt, non rompere i maroni. Io mi avvicino anche i primi, ma dopo perdo tutto in quella merda di curva schifosa. Ma che devo recuperare più posizioni possibili. C'è l'inominabile, si può superare l'inominabile. Grande Comendone, qua ha fatto una curva spettacolare. Fatalità, Lorenzo è primo, e queste sono le cose che non sopporto. Fatalità, Lorenzone è primo, quel maledetto figlio della mignotta, quel magnifico del cazzo. Sto facendo una gran gara però, Se c'è Marchetto Marquez. Grande Comendone, adesso stiamo attenti qua. Sta discesa di merda. L'ho presa un po' meglio però. Cazzo, Lorenzo non era... No, Lorenzo era secondo. Che duello con Pedrosa. Ho un giro per arrivare primo. Sarebbe bellissimo. Arrivare primi qua vuol dire aver vinto quasi il mondiale. Dai, comendissimo. Dai, comendissimo. Ho un giro per arrivare primo. Comunque che terzo va benissimo. Dai, vecchio mio. Dai, talentissimo veneziano. Mamma che derapone, rischio comendiano. Occhio che c'è Marquez che vuole tentare il sorpasso. Dai, queste sono le mie curve. Grande Comendino, dai. Siamo là ragazzi, siamo tutti là. Ci giochiamo la vittoria. Pedrosa, Lorenzo, Comendone. Ah, l'ho presa male questa. Questa l'ho presa di merda. Niente da fare. Rischio comendissimo, mamma mia. Dai Comendone. Niente da fare se c'è la curva negativa, quindi penso riesco a fare un sorpasso qua. Allora stavolta l'ho presa bene, ma porca Eva, proprio adesso. Devo prenderla bene prima. Cagarva. Va bene, dai, terzo posto. Limitato i danni, quasi al limite proprio.
È che Lorenzo è primo, quindi comunque recupera punti. Bravo Comendone. Ottimo podio a Filippo Isola. Bravo Come. Ho ancora Guido Medal mio. Non è un pacchetto competitivo, è un paccone competitivo. Che pesante che è Guidone, madonna. Non ha ancora capito niente. Allora, classifica. Lorenzo è a 8 punti. 8 punti, quindi comunque a Valencia portiamo a casa la vittoria, secondo me. Allora, email. Ma vaffanculo, suppo, madonna. Oh, sono primo nel mondiale, cazzo vuoi? Gran risultato, grande zoccoletta. Twitterone. Allora, Vino, può capitare che in alcune gare non si riesca a esprimersi al meglio. Marchetto Marquez, visto che sportellate, probabilmente show control, ma stai zitto. Pedrosino, ragazzi, quanto tempo che non correvo una gara così. Ma a me non me ne fotte ugaz. Calendario, penultima gara a Motegi. Qua voglio la vittoria comendiana. Vai di vittoria comendiana. Air Asia Grand Prix of Japan. Molto bene. No. Allora, Twitterone. Michelle, vai come andiamo a Motegi, amici per noi l'inominabile, ancora poche ore. L'inominabile forse perché il Motegi non ha qualche piccola novità. Adesso che è finito il mondiale, vaffanculo. Ragazzi, ottavo posto in griglia. Non ho preso la pole position perché ho un po' cazzeggiato in qualifica, ma andiamo in gara per vincere. Dai ragazzi, Lorenzo ha ancora la pole purtroppo, sto maledetto fio della mignottas. Noi andiamo a vincere però ragazzi, perché se non vinciamo questa chiaramente andiamo a cagare tutto. Ho sempre vinto a Motegi. E che Lorenzo ciò non molla, questo è un bel mondiale, ce lo giochiamo all'ultima gara. Intanto Lorenzo di nuovo primo perché ha sbagliato quel pipposo di Marquez. Ok, il comandone c'è. Oh, Brad, ragazzi, si è svegliato alla fine. Vai comendissimo, vai comendissimo. Tanto Lorenzo è sempre tranquillamente primo. Queste sono le cose che mi stanno sui maroni di sto gioco. Che fatalità. Mamma mia, Brad va in curato mare. Fatalità quando il pilota che è secondo in classifica è sempre primo dopo. Cioè mi sta abbastanza sui maroni sta roba. O almeno su 10 gare, 6 gare così. Dai, Lorenzo fa un errore, cavolo. Sono qua bello tranquillo che appena ho la possibilità sorpasso tutti e due, non ho fretta, tanto so che a Motegi sono io il favorito. Viva il 90 di Tori, perché Tori è sempre meglio a 90, anche se il 69 è sempre il numero comendiano, perché alla fine è il numero più bello, 69. Ragazzi, qua il comendone sta cazzeggiando un po' troppo, però ecco, qua ho fatto un rischio mondiale. Dai, ho capito, svegliamoci, perché non mi va. Comendone ha iniziato non benissimo questa gara a Motegi, Attenzione al beffone spagnolo. Attenzione, Marquez sta tentando il miracolo. Grande, madonna, cosa ha fatto Marquez? Cosa ha fatto Marquez? Sorpasso mondiale di Marquez. Sorpasso mondiale di Marquez. Stiamo calmi, adesso dobbiamo vincere. Attenzione però, ci riprova Lorenzo, ma tanto c'è bagarre ragazzi. C'è la bagarre, il comandone sta recuperando, sta facendo un po' fatica quest'anno a Motegi. Mamma mia che rischio. Siamo primi adesso, siamo primi. No, comandone, no, ste robe. Sto mondiale è tiratissimo ragazzi. Paradossalmente il mondiale che ho vinto con più tranquillità è quello in Ducati, con la moto sulla carta più scarsa. Ma era la moto italiana e con la moto italiana il comandone non può non far bene. Dai, dai, dai. Dai comandone, portacela a casa. Portacela a casa Cube. Portacela a casa Cube. Concentrazione massimale adesso ragazzi, scusate, ma non posso buttare via sto mondiale. Lorenzo è sempre là al secondo posto purtroppo. Maledetto Lori. E Lorenzo tenta. Ma non ci credo. Non ci credo, cosa ha fatto Marquez. Che si è inventato Marchetto Marquez. Mamma mia che duello ragazzi. E Lorenzo è quarto. Lorenzo è quarto, calma.
Calma come indiana, è cambiato tutto, una bagarre indescrivibile. Una super bagarre. Mamma mia che finale di mondiale. Mamma che finale. Mamma che finale. Portacela a casa comendone. No, Lorenzo è tornato secondo, maledetto, fio de una mignottona. Alla fine del secondo giro ero io primo e Lorenzo quarto, quasi campioni. Rossi supera Lorenzo. Mamma che sfida. Mamma che sfida, ragazzi. Questo è un mondiale indescrivibile. Ultima gara, penultima gara veramente incredibile. Devo stare attento proprio perché la vittoria non è sicura qui in Giappone. Ed è strano. Bravo Comendone, bravo. Lorenzo è terzo. Lori è terzo. Sta prendendo più punti del previsto. Dai che è finita ormai, dai che è finita ormai. Grande Kume. Lorenzo è terzo. Lorenzo è terzo e Valentino ha preso un po' di terreno. Ragazzi, riesco anche a parlare. La tensione è incredibile. Noi dobbiamo vincere, noi intanto dobbiamo vincere la nostra gara e poi valutiamo. Attenzione, Lorenzo è quarto. No, non cappellare. No. No, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Rossi mi ha superato alla fine. Forse ho perso la possibilità di vincere il mondiale subito. Ma che beffa in Giappone. Questo è il moto mondiale, ragazzi. Questa è la MotoGP. Era una vittoria già tranquilla, ero già sul gradino più alto del podio e tac, arriva quel coglionazzo di Rossi, con tutto rispetto, e mi incula. Bravo Rossi. Marchetto Marquez, bella battaglia con Veneziano. Ciao ragazzi che sono sportellate oggi. Clark Kent, è stata una grande giornata. Che domaroni però. Adesso l'ultima gara, speriamo bene ragazzi, perché 15 punti sono tanti, però basta una caduta e ciao. Calendario, Valencia. Gran premio generale della comunità valenciana. Può essere l'ultima gara in MotoGP del Comendone, ragazzi. Almeno per questo periodo, perché ho provato in Moto3 e poi riposo. Allora. No. Madonna! Ok. Twitterone. Allora, Robert Duca, io non ho paura di dire che vedendo con che grinta stai lavorando a Valencia arriverà un gran risultato. Rossi, ciao a tutti, weekend a Valencia. Bautista l'autista, ultimo GP della stagione, trombiamo insieme. Ok, invece io non trombo con te autista. Ragazzi, ultima gara della stagione, 12° posto in griglia, non male. Valencia, voglio il terzo mondiale consecutivo per fare l'hat-trick comendiano. Yamaha, Ducati, Honda e dimostrare al mondo che il più forte sono io. Non possiamo far cagate. Lorenzo è molto indietro comunque, attenzione. Lorenzone è molto indietro. In questo momento siamo campioni. Ma mancano ancora 3 giri. No. Grande Comendone, grande Comendone. Dai, basta stare davanti a Lorenzo ed è fatta, perché gli altri sono troppo indietro. Grande Comendone. 8° posto in questo momento, il Comendone è campione del mondo. Ma calma, gran calma. Concentration please, concentration please. Il Comendone c'è. Nuvoloso a Valencia, ma non è prevista pioggia. Grande Cume, 6° posto, 6° posto. I tifosi sanno che questa è l'ultima gara del Comendone in MotoGP e poi vai di Moto3 per vincere anche là. È l'ultimo mondiale. Abbiamo vinto in Moto2, in MotoGP manca la Moto3 col malesiano di merda. Ma adesso concentration qua perché basta un errore e siamo fuori da tutto. Vai, 4° posto. Primo giro completato. Lorenzo è molto indietro, però Lorenzo è in difficoltà. Incredibile.
Sarebbe bello finire in MotoGP con una vittoria. Cioè, Motegi veramente non me l'aspettavo. Ottimo comendone. Grande Kume. I primi tre volano però, È dura beccare i primi tre. Comunque ho un buon vantaggio su Lorenzo adesso, Ho un buon vantaggio su Lorenzo. I tifosi italiani sono veramente emozionati. Mamma mia che rischio! Mamma mia che rischio! Cosa ho rischiato, raga? Cosa ho rischiato? Niente, i primi sono troppo più veloci, purtroppo. No, comendone nostre robe, quanto ho rischiato anche qua. E inizia il final lap comendiano. Final lap comendiano. Dai, vecchio mio, un altro giro e siamo campioni per la terza volta. Bravo come. Non rischiare troppo però, mamma mia, derapone. Derapone vergognoso l'ultimo giro. Mai fa ste robe veneziano. Niente, il podio non arriva, sono troppo più veloci purtroppo. Peccato però, speriamo in una bagarre alla fine, ma non mi sembra possibile. Super vantaggio sugli altri, comunque Lorenzo proprio non c'è mai stato in gara oggi. Lorenzo ha capito, l'unico dominatore è Kumenda veneziano. Bravo Kume, dai. Adesso uso la concentrazione finale per vincere sta cazzo di gara, cioè sto cazzo di mondiale. Poche curve separano il Kumendone da un successo incredibile. Il terzo in MotoGP. Il terzo in MotoGP consecutivo dopo la Yamaha e Ducati Honda. Ultima curva Kumendone, ultima curva. Ultima curva, il Kumendone è campione del mondo per la terza volta. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Campioni del mondo, para papà. Grandissimo, veramente sono un po' meno esaltato perché è già il terzo mondiale vinto. Adesso il vero mondiale è l'ultimo, ragazzi, in moto 3. Là sì che c'è il mondiale, quello cattivo e cazzuto. Vediamo la classifica. Grandissimo Kumendone, dominio totale. Grande veneziano, terzo mondiale. Vediamo chi ha vinto in Moto 3, chi sarà il campione in carica in Moto 3. Oh, Lino Gattuso, molto molto bene. Yeah! Allora, email, vittoria campionato. Hai visto, non più tanto i coglioni, ho vinto il campionato. Stupido, stupido che non sei altro. Ok. Perfetto. Quotidiani numero 1. Conquista il titolo mondiale. Guardalo, guardalo. Calendarius, prossima stagione. Vedi offerte. Allora, la migliore abbiamo detto che è questa. Eccola qua. Ragazzi, torniamo in Moto 3 con la Estrella Galicia. Boh. Siamo tornati in Moto 3, ragazzi, per vincere l'ultimo mondiale che purtroppo non ho vinto tanti anni fa, cioè tanti anni fa a livello di gioco, perché a livello di video una quarantina di video fa, a livello di stagioni un 5-6 anni fa. Ok, vediamo le prime email. Buono. Quinto vabbè, insomma, teoricamente non dovrei avere problemi. Twitterone. Ma oh, eccolo qua, il malesiano di merda. Ciao amore, arrivare in cantare sempre elettrizzante. Fogger, settimana impegnativa. Miguel Oliveira, arrivare in cantare sempre elettrizzante. Ragazzi, sì, veramente prevedo maneggi kumendiani incredibili per l'ultimo mondiale kumendiano in MotoGP.
perché dopo ci sarà un bel riposo, dopo comincia Formula 1, quindi si va con Formula 1, però comunque MotoGP lo possiamo continuare magari molto più avanti con nuovi video oppure con il nuovo MotoGP, ecco. Quindi insomma ci sarà sempre MotoGP sul canale del Commendone veneziano. Raga, un saluto dal Commendone, tre volte campione del mondo veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.